GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Alla vigilia della festa di liberazione, nell'ambito del progetto europeo Meme Meeting Memories, di cui l'Università di Udine è partner italiano, studenti e studentesse degli Atenei di Udine e Trieste hanno partecipato a un corso su fotografia e memoria organizzato nei campi di concentramento di Gonars e Visco. Gli studenti, dopo aver assistito a lezioni teoriche grazie alle sessioni di lavoro preparatorio condotte dai fotografi Sandra Vitalic e Sasha Krali, hanno potuto sperimentare sul campo il mezzo fotografico come strumento per la trasmissione della memoria. A coordinare le attività le professoresse Natka Badurina, che coordina il progetto, ed Elisa Copetti, nonché Monica Mosolo dell'Associazione Istonevo. Ad accompagnare gli studenti, fra i pochi resti visibili del campo di Gonars, dell'ossario ai cancelli dell'ex campo di Visco, è stato lo storico Ferruccio Tassin, che da decenni raccoglie testimonianze e dati sui due campi. Le fotografie scattate dai partecipanti al seminario saranno selezionate dai curatori e presentate al pubblico con una mostra online sul sito www.documenta.hr. Al workshop in totale hanno partecipato 35 persone da 6 paesi europei.